Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo, benvenuto a te. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi parliamo di un autore di colonne sonore storico, storicissimo, un monumento direi quasi della musica applicata alle immagini e non solo, anche al teatro italiano. Stiamo parlando di Fiorenzo Carpi. Fiorenzo Carpi, i più lo conoscono da una parte per la sua collaborazione con Giorgio Strehler in teatro al Piccolo di Teatro di Milano, ma dall'altra per una colonna sonora che ha, come posso dire, accompagnato l'adolescenza di molti di noi, ovvero le avventure di Pinocchio di Comencini, quello famoso con Manfredi, Geppetto, Gina Lollobrigida, la fata turchina. La cosa più importante è che oggi abbiamo come ospite, graditissima ospite, la figlia di Fiorenzo Carpi, ovvero Martina Carpi, attrice, persona squisita con le quali ricorderemo la figura di suo padre nelle sue collaborazioni più famose. In questo, è importante dirlo, ci accompagnerà una figura fondamentale che è il nostro battitore libero, ovvero Pierluigi Pietroniro, che come ci racconterà, di Martina Carpi è stato anche collega in una messa in scena di cui poi ci parleranno. Ma tornando a Fiorenzo Carpi, Massimo, facci un po' un quadro del compositore. Ci vorrebbero giornate intere, però diciamo che riassumendo, Fiorenzo Carpi Deresmini, così era il nome nella sua lunghezza, è nato a Milano nel 1918 e poi scomparso a Roma nel 1997, è stato uno dei più grandi compositori e più importanti compositori dell'ambito della musica applicata alle immagini e non soltanto nel nostro territorio in Italia, ma ha conosciuto moltissimo anche all'estero, anche perché poi quello che dicevi, Le avventure di Pinocchio, è stata uno sceneggiato, una serie che è andata anche ben oltre i nostri confini. E non è stato l'unico, diciamo, apporto importante nell'ambito della carriera di Fiorenzo Carpi, perché ha scritto per Strehler, ha scritto per Dario Fo, è stata una figura veramente a 360 gradi. Già si respirava arte nella famiglia di Carpi, perché il padre Aldo Carpi è stato un grande pittore, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera dal 45 al 58, questo ne parleremo con Martina, ma anche la mamma stessa, Maria Arpesani, è stato un personaggio molto importante che ha dato anche poi il là a tutti i figli a frequentare l'arte in diversi aspetti, soprattutto quello musicale. C'è da dire che tra teatro, televisione e cinema Fiorenzo Carpi ha lasciato il segno. Basti dire che nella sua carriera ha lavorato con importanti registi che citeremo durante l'intervista, tra cui Louis Malle, Zazie nel metro e Vita privata. Comencini, Luigi è stato uno dei grandi sodalizi, come dimenticare Incompreso, Italian Secret Service, Mio Dio come sono cadute in basso, L'Ingorgo, Voltati Eugenio e Marcellino Pane e Vino. Ma anche un altro importante regista di commedie dai cuori infranti, Vittorio Caprioli, con Leoni il Sole, Parigi o Care, I cuori infranti per l'appunto, e poi ha lavorato con Vittorio Gassman, con Patrice Chéreau, con Tinto Brass, con Carlo Mazzacurati, che è stato, diciamo, l'ultimo regista italiano importante nella carriera di Carpi sul finire della sua vita professionale e non solo, Notte italiane, Il prete bello. Però, come dicevamo, lui veramente ha dato voce ed è stato uno dei padri della musica per il teatro, non solo con Strehler, con grandissimi spettacoli che sono entrati nella storia del teatro italiano, ma anche, come dicevamo, con Dario Fo, ma con tantissimi veramente importanti autori di teatro che lui ha assaggiato con le sue musiche, ha saputo commentare con le sue musiche per tutta la sua carriera. E poi ovviamente poi c'è stata la televisione, dove anche lì ha dato una grande impronta compositiva. Io dico sempre che grazie alla figura di Fiorenzo Carpi non esisterebbero autori importanti come Franco Persanti, come Carlo Crivelli, ma come anche Nicola Piovani, che sono dei grandi debitori della musicalità, del pensiero musicale di Fiorenzo Carpi. C'è da citare, giusto per poi passare a questa intervista, che nella carriera televisiva, cioè di autore di musica per la televisione,
Fiorenzo Carpi ha scritto anche Diario di un maestro di Vittorio De Seta, film importantissimi, I Promessi Sposi di Sandro Bolchi, quindi comunque è una figura che, se non la conoscete, riuscirete a conoscerla meglio dopo questa bellissima intervista che abbiamo fatto a Martina Carpi con il supporto di Pierluigi Petroniro. Alla prossima. Buona visione. Questa era una canzone di Fiorenzo Carpi. Di Fiorenzo Carpi, una delle colonne fondatrici del piccolo teatro. Beh sì, e che cosa sarebbe il piccolo teatro senza le musiche di Fiorenzo? Penso che sarebbe un'altra cosa. Fiorenzo ha dato sempre il pedale armonico alla nostra storia. La nostra storia è fatta di spettacoli e dentro questi spettacoli ci sono sempre le melodie, sempre la tenerezza, sempre l'umanità, sempre la malinconia di Fiorenzo, che ci ha sempre accompagnato ad ogni spettacolo. E è così anche nell'Arlecchino. Ma Fiorenzo qualche volta ha tentato di parlare? No, Poche volte. Perché Fiorenzo? È meglio esprimersi col Parla pianoforte. poco, non ha bisogno. Però so che ha provato anche, come si dice, a fare... No, ha provato, si è trovato dentro le canzoni di successo e si è trovato in un modo strano, e adesso riveliamolo, questo modo strano che è quasi un falso storico. C'è una canzone, a parte le mantellate che di Strehler Carpi, mi pare stiamo parlando di Mamì. Sì, ma Mamì non è che... Mamì è nata così... Non è una canzone della Resistenza. No, non è una canzone della Resistenza, ma è una canzone che è entrata, diciamo così, un po' nell'orecchio popolare come una canzone anonima, in fondo, come il Piave, vai, diciamo un pochino. Poi a un certo giorno, così, si sono cominciati a accorgere che qualcuno l'aveva scritta e quindi poi l'hanno pubblicata con i nostri due nomi, ma per anni e anni questa canzone fu cantata senza sapere chi era l'autore della musica e chi era l'autore delle parole. Noi non ci siamo mai preoccupati di dirlo, in fondo di esibirlo. In fondo è la storia non di un eroe, ma è la storia di un uomo della malavita, di un ladruncolo, in fondo, che ha fatto la guerra in Albania, che poi è andato a fare il partigiano e che poi alla fine, quando è tornato dopo la liberazione a fare di nuovo il ladruncolo e a fare quello che faceva sempre, si è accorto però che la società in fondo non era cambiata e che gli chiedevano ancora di fare la spia a un certo punto, pur di avere la libertà. E allora il personaggio indubbiamente lascia un grande interrogativo sulla società che è nata poi dopo la Resistenza. La società che nacque dopo la Resistenza in fondo diventò diversa da quella che noi che abbiamo fatto della Resistenza volevamo che fosse, e forse la canzone segna anche questo, quindi va un pochino al di là, non è solamente un canto partigiano, ma è un canto post-partigiano e che dice stiamo attenti a un certo punto, che forse quello che è venuto fuori non era proprio quello che noi volevamo. Ed è così bello che io ho il coraggio di chiedere a Giorgio Strehler di cantarla di persona. Sai, cantarla, io una volta la cantavo, adesso... Lorenzo Carpi è qui, lui non parla però accompagna bene. Tentiamo perlomeno. Ecco, e chi vuole poi unirsi al coro può. Sempre permesso. Come direbbero in America. E adesso, signori e signori, un grande exploit di Blitz. Giorgio Strehler in Mamì. Serum in quater colpa d'ola, el Rodolfo el Gaina e Pemi, quater amis, quater malnat, crescere insieme, compagni di gat, em fa la guerra in Albania, peso in montagna, a Ciapairat, neger tu des della Vermata, mi fai morire duma pensag, per bancata in un'imboscata, pigne pesciate da fusilata. Mami, 40 not a San Vitur, a Ciapaibot, turbi dei can, pien de malan. Mami, 40 di, 40 not, sbattite sì, sbattite già, mi son de quei che parlen no.
un sarà su in sta terra piena de nebbia, de frecce, de scur, sota sti mur passen i tram, frecasse vita del me Milan, e che se strange me ven la sera, me senti male, scominga in pe, qui c'hai sul letto, in un cantun, me parte ves, proprio nessuno, le pesche in guerra sta sulla terra, la libertà, la varna spiada. Mami, 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 40 di, 40 notti, a San Vitura ciapa i bot, dormi de campien de malan. Mami, 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 40 di, 40 notti, spatide sì, spatide già, mi son de quei che parlen no. Parli no. Allora, eccoci qui. Ciao Massimo Privitera, ciao Pierluigi Pietroniro. Allora, si è capito che questa è una puntata dedicata a Fiorenzo Carpi? Secondo me sì. Ma sì, ma sì, ma che era bello quando ancora in televisione, soprattutto nella televisione pubblica, si facevano vedere, ascoltare la cultura e poi i grandi interpreti della cultura. In questo caso anche i compositori che oggi come oggi sono sempre più dimenticati. Ma va bene. Io approfitto del riverbero dello schermo sui miei occhiali per nascondere le lacrime, perché mi sono veramente commosso vedere Streller e Carpi, che sono un'altra di quelle accoppiate meravigliose storiche come Fellini Rota, come Tornatore Morricone, no? Insomma, sì. E vederli giocare così, divertirsi così, recitare così, fare musica, arte. Mamma mia, quanto abbiamo perso. Va bene, introduciamo l'ospite di questa sera. Andiamo a introdurre la figlia di Fiorenzo Carpi, ovvero Martina Carpi. Eccola qui. Grazie. Grazie a voi, veramente. Sono onorata e contentissima di essere qui. Sì, ti voglio chiedere subito una cosa. Ma tuo padre era così timido e che non parlava, oppure era l'esuberanza di Streller a farlo, diciamo così, tacere? Ecco. Diciamo le due cose insieme. Io credo che si siano trovati anche perché erano così diversi, erano molto complementari. Quindi in qualche modo si equilibravano. Streller aveva bisogno, come dire, era assolutamente vulcanico, e mio padre però, essendo molto timido sicuramente, però era anche molto ascoltato da Streller. Quel poco che diceva, diciamo, aveva un senso e lui glielo riconosceva decisamente, lo ascoltava molto. Streller non le mandava a dire a nessuno, e le parole che espresse su Fiorenzo e sulla sua musica, devo dire che penso che per qualsiasi compositore, per qualsiasi artista siano veramente non una medaglia da mettere sul petto, ma proprio un monumento. Sì, lui ha detto anche che la musica di mio padre era necessaria, una musica necessaria al suo teatro, e quindi insomma che spesso gli ha dato la chiave di lettura anche di certi punti teatrali che lui non riusciva a capire, e questo detto da un uomo di quel tipo, così narcisista, perché non c'è dubbio che lo fosse, è un grande riconoscimento, insomma. Allora, io mi faccio un po' da anfitrione questa sera. Abbiamo Martina che si è prestata carinamente a queste nostre chiacchiere, e con Martina ci siamo conosciuti, tra l'altro, posso Martina ricordarlo, quell'esperienza meravigliosa nel 2000, nel marzo-aprile del 2000, al Piccolo Teatro, dove io mi trovavo a fare praticamente da assistente a Nicola Piovani, ed ero il primo violino del quintetto che era in scena per uno spettacolo che nasceva ed era prodotto dal Piccolo Teatro, che era niente po' di meno che Socrate, scritto da Vincenzo Cerami,
con la regia e l'interpretazione di Gigi Proietti e le musiche di Nicola Piovani, quindi devo dire una nazionale artistica, credo che raramente sia ripetuta, uno spettacolo meraviglioso in cui Martina interpretava Santippe, la moglie di Socrate. È stata un'occasione più unica che rara, perché poi purtroppo lo spettacolo è nato lì, ha fatto 26 recite sold out, tutte 26, e è finito lì, e non ha avuto un seguito, non c'è stata una tournée, non c'è stata una ripresa, con un Proietti attore drammatico che veramente è qualche cosa che io ancora fatico a togliermi di dosso, e con Martina è rimasta inevitabilmente un'amicizia bella, intensa, che si protrae ancora, anche in memoria di nottate passate al ristorante con Gigi, che dopo finite le prove ci portava al ristorante fino alle 5 di mattina, chitarra in braccio, cantava, suonava, raccontava barzellette, aneddoti, cose, quindi insomma devo dire... Io chiederei a Martina cosa ricorda di questa esperienza di cui tu hai parlato. Beh, è un ricordo fantastico, perché è stato l'unico spettacolo che ha fatto Proietti al Piccolo, e era il periodo, diciamo, in cui non c'erano più Strehler e mio padre, che sono morti lo stesso anno peraltro. Diciamo, il Piccolo passava un periodo di transizione, no? Non era ancora, era appena arrivato Ronconi, per cui diciamo era tutto un po' in divenire. E Ronconi invitò Gigi Proietti a fare una sua proposta teatrale, e Gigi portò questa operazione su Socrate, a cui teneva tantissimo, naturalmente, era preoccupatissimo. Infatti la cosa che mi ha colpito è che era talmente preoccupato dello spettacolo che la recitazione sua è arrivata, ha cominciato a recitare lui alla fine, proprio alla fine, alla prima. Alla prima, sì, perché teneva molto a tutto l'impiantito, a tutta la struttura, a tutto quello che succedeva. E devo dire che lui era veramente un grande maestro. Io mi ricordo che mi ha dato delle chiavi precise, cioè mi diceva in scene importantissime, mi diceva, non so, una cosa, fai quel gesto, se in quel punto lì fai quel gesto, tutta la scena gira intorno, si capisce, no? Cioè lui aveva veramente una consapevolezza incredibile dello strumento, assolutamente. Io l'ho sempre amato moltissimo, è stato anche, come sapete, grande amico di mio padre, e con cui ha lavorato tanto insieme anche negli anni precedenti, naturalmente. Comunque io ho un bellissimo ricordo di Pierluigi, di quello spettacolo, cioè è uno spettacolo che è rimasto proprio, credo, nel nostro cuore, anche nel cuore di Gigi, che però non l'ha mai ripreso. Forse non se la sentiva di farlo a Roma, in cui erano più abituati a vederlo in un modo diverso, ma lui era un attore talmente totale, talmente con un talento talmente mostruoso, che poteva veramente fare tutto. Ma parliamo del primo Piccolo, parliamo dei grandi interpreti, appunto, di Fiorenzo. Io l'ho incontrato una sola volta per caso, e anche lì sono rimasto veramente colpito da questa sua gentilezza, da questa sua riservatezza, da questa sua dolcezza, proprio che si vede anche nelle immagini che abbiamo visto, che mi ha commosso. Quando gli dice ma è vero che lui non parla, e Strehler gli va sopra, lui cerca di dire e sorride, ha questo sorriso di rassegnazione, ma anche di pacatezza, proprio, che è una cosa che veramente uno andrebbe lì, se lo abbraccerebbe, proprio, mi ha commosso quel momento, guarda. E quindi che dire, è stato un caposcuola, è stato un maestro, è un compositore che ha composto sì musiche per il teatro, sì musiche per la televisione, ma anche tanta musica assoluta, tanta musica contemporanea. Nasce appunto, studia in conservatorio con Pedrollo e Ghedini e si diploma, quindi fa tutto il percorso accademico in quegli anni insomma, del primo dopoguerra, dove la musica andava cercando nuova linfa, nuove invenzioni, e lui ha avuto una capacità straordinaria. Io ogni volta che ascolto un suo brano mi sorprendo di quanto lui sia riuscito nella sintesi della mantenere la cosiddetta la melodia, perché sempre nella sua musica c'è una melodia che tu ascolti, ricordi e che canti e che segui, ma
così sintetizzata nell'arrangiamento, in quello che lui creava attorno, dei contrappunti che andavano verso le dissonanze, che erano molto in linea con le avanguardie di quegli anni, ma addirittura oltre le avanguardie. Quindi lui già citofona, anticipa delle situazioni che verranno 20-30 anni più tardi. Lo sento anche tanto come una forza naturale conseguenza di un altro grandissimo autore trasversale, dal teatro al cinema alla composizione assoluta, eccetera, che era Nino Rota. Ma in Carpi si sente un respiro assoluto mitteleuropeo. Io ci ritrovo Scriabin, ci ritrovo degli autori di grande levatura del primo Novecento, in cui lui però mantiene la comunicazione. Cioè si sente che lui vuole raccontare un'emozione semplice, usiamo un termine forse abusato, ma un po' popolare, ma riesce a elevarlo a grandissima arte. Addirittura ci sono dei brani, ne riascoltavo giorni fa, Incompreso, ci sono dei momenti in cui mi ricorda delle composizioni di Nino Rota, che sono dei pezzi per flauto e pianoforte meravigliosi, si chiamano 5 pezzi facili. Io facevo fare spesso ai miei alunni a musica da camera in conservatorio, e c'è questa atmosfera ricercata, di grande studio all'essenzialità, alla semplicità, che, attenzione, è quanto di più distante dall'essere facile. La semplicità è veramente l'arte della riduzione, e che hanno solo i grandi, l'essenzialità. Mi leggo un attimino a quello che ha detto Pierluigi, di cui approvo ogni singola parola. Io in questi giorni mi sono andato ad ascoltare questo album bellissimo di Giuseppe Grazioli, che conosco e che Martina sa benissimo perché ne ha curato. E qui dentro c'è una composizione che, a parte il titolo Nostalgia, che potrebbe già di per sé dire qualcosa, ma in realtà esprime tutt'altro. Ed è questa nostalgia di questa fanciullezza quasi timida, ma che vorrebbe esplodere, che è una caratteristica tipica della musicalità e della compositività di Fiorenzo Carpi. Infatti io vi leggo questa cosa perché poi volevo fare questa domanda a Martina, perché lei in una famosa intervista ha parlato proprio di questa cosa nello specifico. In questo libro di Ermanno Comuzio, che è l'enciclopedia Musicisti per lo schermo, Comuzio dice, riguardante proprio al rapporto di Carpi con la nostalgia, con l'infanzia e con la fanciullezza, al contatto con storie di bambini la sua vena lievita in pagine dove il sorriso non riesce a nascondere l'allarme dei sentimenti traditi. Ed è di una bellezza questa frase, perché veramente rispecchia tutta la grandezza delle composizioni da Pinocchio, ma io parlo anche per esempio Piso Pisello, La Storia, Il Prete Bello, ma ci sono a volte di Eugenio. Ti ritrovi in questa affermazione, Martina, tu che parlavi in un'intervista di questa peculiarità di tuo papà? Assolutamente sì, assolutamente. Io penso che lui abbia raccontato proprio il bambino che è dentro di noi, dentro tutti, cioè sia riuscito veramente a cogliere quello che c'è di infantile dentro ognuno di noi. Tant'è vero che il Pinocchio arriva a tutte le generazioni, cioè la musica di Pinocchio che lui ha fatto per Comincini, continuano a chiederla, la vogliono, cioè ho giovani musicisti, giovani arrangiatori che vogliono usarla, che domandano, che chiedono com'è nata, che mi fanno... È una musica veramente che secondo me arriva al cuore di tutti gli uomini, adulti e bambini, sempre. Non solo Pinocchio, ma lui aveva secondo me una capacità proprio di raccontare l'infanzia, anche Zasi nel metro, per esempio, che aveva fatto. Cioè ha queste fughe anche di questi bambini che sono anche come costretti in qualche modo e che hanno questa necessità di scappare, di sfogare, di esprimersi in una società che giustamente, voglio dire, dà anche delle regole. Quindi la fatica di riuscire a misurarsi dentro il mondo, dentro la società adulta. E questo secondo me se l'hai portato
tutta la vita, proprio come sentimento suo interiore, e secondo me l'ha portato, si legge molto, in tutte no, però in molte musiche che lui ha scritto, tanto che incompreso, cioè in tanti, quando racconta l'infanzia lui la racconta in un modo mai retorico, cioè musicalmente sto parlando, ma non c'è mai retorica, non c'è mai un'idea dei bambini che sono buoni, ma c'è proprio la natura più vera, più anche crudele spesso, perché spesso c'è anche quello, dell'infanzia. Peraltro io voglio ricordare che su Incompreso, tu dicevi Massimo giustamente il patetismo, i film strappalacrime, eccetera, eccetera. Era decisamente meno enfatico, c'era uscito molto meglio il buon Carpi che Comencini, ecco, nel non esagerare sull'effettaccio. Lo ricordo perché Incompreso a me è un film che da ragazzino mi ha distrutto proprio proprio dentro. Tutti i ragazzini empatizzavano con l'Incompreso, no? Lì c'è proprio una piccola fuga per clavicembalo in cui lui prende il tema iniziale proposto dal pianoforte e fa un contrappunto al limite del dissonante con la mano sinistra, che soltanto quello è una lezione di composizione straordinaria. No, ma Incompreso è una collezione di buone pratiche compositive per il film, proprio quel tema che è declinato innumerevoli volte. Io voglio raccontare una cosa a Martina che è molto carina, che ho scoperto lavorando con Giulio Manfredonia, che è un regista nipote di Comencini, e mi raccontava che quando voleva chiedere a Carpi un momento tensivo usava questo termine: vorrei un accordo di sventura, e da lì si comprendevano che serviva qualche cosa di tensivo, di triste. Che rapporti c'erano tra appunto Comencini, abbiamo parlato di Streller e tuo padre, invece tra Comencini e tuo padre, perché è un altro di quei rapporti importanti. Sì, importantissimi, diciamo, nel cinema è stato quello che è stato Streller nel teatro. Io certamente Streller l'ho vissuto più da vicino, però con Comencini credo che loro avessero una grande intesa anche, erano tutti e due milanesi poi, tutti e due lombardi, quindi erano tutti e due timidi, perché anche Comencini era un timido, diciamo la verità, e avevano all'interno la povertà di un'epoca, perché erano, vabbè, Comencini era insomma, diciamo, erano più o meno, avevano vissuto tutti e due, erano stati bambini, ragazzini durante la guerra, avevano vissuto certe cose. E io mi ricordo che anche nelle partiture del Pinocchio c'è proprio un tema sventura, in cui mio padre ha scritto sventura, proprio si trova perché mamma mia, sì. ma quello è il DNA della nostra generazione, quello penso che... E loro diciamo avevano un rapporto forse, Comencini era molto, molto attento alla musica. Loro credo che la prima cosa che abbiano fatto insieme sia stato I bambini e noi, non lo so, che era un lavoro, un documentario che Comencini aveva fatto sui bambini negli anni credo 60, prima del Pinocchio, perché uno di questi bambini l'aveva usato poi per fare Lucignolo. Probabilmente avevano trovato un'intesa, si erano capiti molto bene proprio nell'espressione di quel tipo di infanzia, perché loro poi secondo me è molto autobiografico, il Pinocchio, sia le musiche sia il film. Loro hanno messo loro stessi, secondo me, hanno messo proprio la loro infanzia. Questo è Andrea Balestri. Sì. Lucignolo era uno dei bambini che era stato intervistato da Comencini invece in questo documentario, che era molto spigliato, diciamo, era perfetto, anche lui era bravissimo a individuarli e a lavorare, E quindi sicuramente Comencini erano tutti e due molto precisi, non erano persone che lasciavano correre niente, mai, ma questo si vede, secondo me si sente anche nel lavoro di mio padre in genere e nel lavoro
con Comencini, cioè sentiva la musica, veniva a casa, sentiva la musica, stavano lì, cambiavano, c'era qualcosa che non tornava, mio padre riscriveva tutto, cioè non erano, non c'è, mio padre usava un termine, diceva quelli che dicono va là che vai bene, come che era un termine dispregiativo, diceva quelli che, per carità, lui era molto puntiglioso, molto preciso. E quindi secondo me si intendevano molto perché entrambi avevano diversi lati simili. Poi erano due intellettuali timidi, molto colti, ma non, come dire, non evidenti, non erano così riconosciuti come altri intellettuali di quell'epoca, diciamo, però lo erano in modo molto privato, e questo forse è il loro lato lombardo anche, che è un po' più restio in certe manifestazioni, no? Rispetto ad altre regioni d'Italia. Insomma. Mi fa piacere anche ricordare, far presente, perché questa storia, adesso mi hai parlato, no, di questi due giovani lombardi, la guerra, eccetera, mi è venuta in mente anche la storia della famiglia Carpi, perché è una storia importante, dolorosa e di quegli anni lì, perché il nonno di Martina è stato un pittore molto famoso dei primi del Novecento, che addirittura nel dopoguerra divenne il direttore dell'Accademia di Brera a Milano. Hanno subito, insomma, le ristrettezze dell'epoca fascista e nazista in Italia, sono dovuti scappare in Svizzera, riparare in Svizzera e poi rientrare dopo la guerra, cioè, tra l'altro Martina, se posso, ti faccio un po' anche di pubblicità, porta in giro uno spettacolo che so molto bello, che non ho avuto la fortuna di vedere, ma spero di poter rimediare quanto prima. L'ha visto mio figlio Davide a Milano qualche giorno fa, tra l'altro, in cui proprio porta questa storia di quest'uomo straordinario, di questo artista, appunto il papà di Fiorenzo, pittore. E mi ricordo anche che ho visto, tra l'altro, una tua intervista in cui tu dici c'è anche la pittura nella musica di Fiorenzo. È verissimo, perché la musica di Fiorenzo ti rappresenta delle emozioni ed è straordinaria, è straordinaria. Ci vuoi dire qualcosa di questa anche tua esperienza bellissima? Sì, sì, io tengo molto a questo lavoro che faccio perché secondo me è importante la memoria, ma è importante la memoria in modo attivo, perché non penso che esista passato, presente e futuro, esiste l'uomo e è sempre bene ricordare le cose che possono succedere, che possono cambiare e bisogna stare attenti, secondo me. Parole dette da Streller in quel filmato che abbiamo pure appena visto. È vero, pazzesco, è pazzesco questa cosa. Io mi sono commosso, quelle parole mi sono venute la 82 ragazzi. Quasi 50, sì, ma sembra passato 2 secoli rispetto a me. C'era un'attenzione, voglio dire, con Streller anche per la gente, cioè l'umanesimo, ecco, bisognerebbe secondo me un po' cercare di tornare almeno in qualcosa all'umanesimo e anche all'arte, perché l'arte è una magnifica possibilità di umanesimo, di vita, di anima, cioè di alzare così il livello generale proprio di se stessi, di alzarsi. Io porto in giro questo lavoro perché mio nonno è stato denunciato quando era insegnante a Brera sotto il fascismo, è stato denunciato per antifascismo, poi era di origine ebrea, anche se lui era cristiano, e da un suo collega, perché erano cose che succedevano allora, ed è stato portato in un campo di concentramento a Mauthausen prima e poi a Gusen, che era il campo di sterminio di Mauthausen, dove è stato 1 anno e mezzo. Lui è riuscito a salvarsi, a tornare, perché gli facevano fare i disegni, si facevano fare i ritratti, gli chiedevano di dipingere dei paesaggi che naturalmente lui non vedeva, gli ufficiali nazisti. E l'altra ragione, che è quella che cerco un po' di raccontare, è che lui è riuscito a tenere un diario segretissimo, perché se gliel'avessero trovato naturalmente l'avrebbero ucciso immediatamente, che è uno dei pochissimi scritti usciti da un lager nazista, ed è un diario in cui non c'è una parola di odio, si parla
di arte, di musica. Lui parla di musica, parla di pittura, parla della famiglia, fa i disegni della famiglia a memoria, e quindi è riuscito a tenere vivo il suo spirito e la sua umanità in queste infime circostanze. Alla fine è riuscito a salvarsi, a tornare, anche se uno dei figli è stato ucciso poi nel frattempo, mentre lui era via. E quando è tornato è diventato direttore di Brera per acclamazione, perché i suoi allievi scrivevano, hanno tappezzato Brera di questi grandi cartelli con su scritto "Viva Carpi, vogliamo Carpi a dirigere Brera", ed è diventato direttore e i suoi allievi sono stati, non so, Don Milani, per esempio, parlando di umanità, Cassinari, Codra, Dova, Crippa, Peverelli, Ali Cavaliere, insomma tantissimi pittori. Ed è una storia importante secondo me, perché anche per quanto riguarda mio padre, lui parla di mio padre nel diario, che era ancora ragazzino naturalmente, parla di come, della musica, e dice: Fiorenzo ha dentro di sé, nella sua musica riconosco sempre, perché ha dentro di sé un tono antico e moderno insieme, che sono i suoi occhi, no? E lui già leggeva queste cose del figlio. E poi mio padre, fra l'altro, oltretutto, era una famiglia anche abituata all'arte, quindi tutti in casa suonavano, moltissimi facevano moltissima musica, un po' tutti. Mio padre era probabilmente quello più dotato, ma anche gli altri comunque suonavano, cioè organizzavano concerti e facevano cose così, e dipingevano. Mio padre era bravissimo a disegnare. Io ho recentemente una signora che non conoscevo, una grafica, mi ha mandato, perché ha trovato una vecchia rivista di quando mio padre era bambino, in cui una rivista di pittura, in cui c'era una sezione di bambini, di disegni di bambini, e c'erano un arlecchino di mio padre, un brigante di mio padre, anni 4, anni 3, anni 2. Era una cosa meravigliosa, mi ha fatto una tenerezza infinita, è stato un regalo bellissimo. Lui era molto bravo a disegnare, e quello che dico spesso, che diceva giustamente Pierluigi, che si vede che la sua musica è pittorica anche, cioè è molto evocativa e ti porta delle immagini. Questo secondo me è importante proprio anche nella sua dinamica artistica. Assolutamente. Senti, mi viene in mente anche che però c'è un triste però, che ci fu un'opera che gli venne commissionata da un importantissimo teatro milanese. Ci vuoi raccontare questa storia? Sì, diciamo che De Sabata è stato il primo a chiedere a mio padre, che era ragazzino, poi De Sabata era amico di famiglia, lo stimava molto, l'aveva spinto a studiare, andare al conservatorio, perché effettivamente era bravo. E poi gli aveva chiesto un'opera per la piccola scala sulle Metamorfosi di Kafka, e sul libretto di Strehler. Questa è stata e gli è stata commissionata, credo, io forse ero appena nata, ma insomma diciamo tantissimi anni fa, fine anni 50, primi anni 60, cioè, e lui per vari anni quest'opera è stata messa in cartellone, perché lui scriveva dei pezzi, delle parti, eccetera, e poi la lasciava lì, l'ha sempre lasciata lì e non l'ha mai finita. È un'opera molto particolare, molto diversa da quello che ci si aspetta di mio padre, anche se ci sono delle cose che si riconoscono, perché comunque c'è una visione molto teatrale anche in quest'opera della musica, perché addirittura c'è molta musica concreta, lui descrive proprio i suoni delle stoviglie la mattina, ma tutto scritto proprio nelle partiture, non è così. Però diciamo, io credo che quest'opera avesse un senso legata a Strehler, perché era un'operazione. Strehler
tutti gli anni gli diceva devi finirla, devi finirla, devi finirla, e lui non l'ha mai finita. Molto doveva essere, secondo me, qualcosa comunque che non aveva il coraggio di affrontare, perché proprio il tema delle metamorfosi era probabilmente molto legato anche alla sua storia personale, del padre e del fratello soprattutto, perché lui ha iniziato a scrivere quest'opera quando ha saputo della morte del fratello in un lager nazista, perché lo sapevano già, però solo nel 59 è arrivata la dichiarazione ufficiale che era stato ucciso questo ragazzino in un campo di concentramento. Prima si sapeva, si presumeva, però non c'era la certezza. E il discorso delle metamorfosi di Kafka, diciamo, è proprio, credo che lui l'abbia vissuto come una famiglia, una persona che è riconosciuta, che è una figura sociale, eccetera, che all'improvviso diventa uno scarafaggio, cioè proprio il problema anche di una comunità, di una razza, no? Che di colpo da essere uno che fa parte della società, che contribuisce, che lavora, eccetera, di colpo uno scarafaggio che fa schifo, che nessuno vuole, che deve essere cancellato. E credo che questa cosa non l'abbia non sia mai riuscito a portarla a termine veramente. È anche vero che lui diceva, mi ricordo, ogni tanto la prendeva in mano, diceva però io non la riscriverei più così, la farei tutta diversa, quindi insomma quest'opera ha avuto una storia un po'... Ma non è mai stata eseguita? È stata eseguita recentemente a Spoleto con l'orchestra, il teatro sperimentale, lirico sperimentale di Spoleto, che ha voluto fare una riduzione per orchestra da camera, però è stata fatta, perché era un po' impossibile farla veramente come era stata scritta con tutti gli strumenti, cioè era veramente molto complicato, con la regia di Giorgio Bongiovanni, che è un bravissimo regista, allievo di Strehler, e la direzione di Marco Angius. L'ultimo quadro è stato scritto da Alessandro Solbiati, però diciamo è un'operazione che, viva Dio, meno male che c'è stata, però non è proprio quello che era, cioè sarebbe interessante secondo me proprio riuscire a leggerla come era stata scritta. Ecco. Io vorrei fare una domanda a Martina Carpi, perché l'aspetto biografico, secondo me, di un compositore mi affascina sempre. Tuo padre, quali erano gli autori che ascoltava? Molto spesso i musicisti non ascoltano musica, la suonano e basta, però evidentemente tu avevi un posto in prima fila, quindi cosa ascoltava lui? Quali erano i compositori che amava particolarmente? Allora, mio padre faceva parte di quelli che non ascoltano tanto la musica, diciamo l'aveva ascoltata certamente e tutto, però insomma non è che si mettesse tanto lì ad ascoltare la musica. Comunque aveva un grande amore sicuramente per Mozart, tantissimo, e per Beethoven in qualche modo, e poi anche per la musica contemporanea, diciamo, la musica diciamo di quando era ragazzino lui, di quando ha incominciato a fare la musica pura, e quindi Stravinsky e poi a tanti musicisti di quel tipo. Poi gli piaceva moltissimo anche i Beatles, per dire, mi aveva regalato i dischi dei Beatles, pensava che fossero comunque geniali. E così. Ma poi mi chiedo la canzone popolare, cioè io da romano, quando ho scoperto che uno dei pezzi delle canzoni più belle che pensavo della tradizione, invece no, le mantellate, lì vuol dire anche saper empatizzare, voglio dire, con una tradizione che magari non è la tua. Sì, certo. Poi lui aveva fatto molti studi sulla canzone popolare. Era molto amico di Roberto Leidi, che voi conoscete naturalmente, questo grande musicologo che ha
ha cominciato, diciamo, a sdoganare la canzone popolare, andare a cercare i canti delle mondine, tutto. È stata anche un'epoca in cui anche Dario Fo, no? C'è ragione Sì, Campo, certo. sono stati dei periodi in cui c'era un grande interesse per la canzone popolare. Le Mantellate e Mamì, come diceva prima il filmato, sono due falsi storici, così come tutte le canzoni della Mala, perché come sapete benissimo Streller voleva fare un disco per la Vanoni, era andato a cercare nelle tradizioni popolari e gli sembravano tutte così bruttine, non gli piacevano tantissimo, allora ha detto a mio padre, a Dario Fo, a Gino Negri, sentite, scrivetele voi, scriviamole noi insieme. E quindi due le hanno scritte insieme mio padre e Streller, le altre le ha scritte con Dario Fo, parecchie canzoni anche come, non so, hanno ammazzato il Mario, tutte queste cose. Però c'era in quel periodo secondo me un grande interesse, infatti lui amava molto anche De Simone, poi io certo. cioè, mi ha detto vai assolutamente a vedere La gatta Cenerentola, perché era molto interessato a quel tipo di musica, di studio musicale. Diciamo, a proposito di questo, sempre di questo tema, sono stati gli spettacoli di Viviani con la regia di Peppino Patroni Griffi, Napoli notte e giorno, Napoli chi resta e chi parte, in cui Patroni Griffi, che è stata un po' la riscoperta di Viviani nel teatro, che era un po' dimenticato, e aveva chiamato mio padre a fare gli arrangiamenti, e mio padre fece gli arrangiamenti delle canzoni di Viviani. Che sono meravigliose tra l'altro, perché lui era un autodidatta e se le faceva trascrivere Viviani, sì. Però c'è stato nei suoi sodalizi, nei suoi connubi, ce n'è stato uno particolare che non era compositore e regista, ma nelle registrazioni c'è stato un altro grande nome che si ricorda molto molto poco nella storiografia cinemusicale italiana, che è Bruno Nicolai, perché Fiorenzo ha registrato molte delle sue colonne sonore negli studi storici di Bruno Nicolai. Che rapporto aveva con Bruno, a parte questa amicizia bellissima, poi erano tutti e due dei personaggi molto ritrosi a farsi vedere al di fuori del proprio mestiere, ecco. Sì. Beh, Bruno Nicolai è stato il suo grande amico romano. Lui aveva veramente una grande amicizia con Bruno Nicolai, infatti ha dato tante musiche alla Edipan, che era l'editore, la casa editrice di Bruno Nicolai. Loro si capivano benissimo, spesso poi, non so, quando mio padre non poteva fare un film, perché magari aveva Streller che lo chiamava, lo passava Nicolai, chiamate Nicolai, che insomma collaboravano molto, erano molto molto amici, avevano una grande serietà, lavoravano in un modo profondo, attento, curioso, anche delle musiche, cioè erano due grandi studiosi anche di strumenti, per esempio strumenti antichi e cose di questo tipo. Si divertivano molto con queste cose anche insieme e amavano molto anche andare a cena, andavano in trattoria, erano due grandi amanti del cibo, ma del cibo in senso conviviale, pur essendo due timidi che parlavano poco, ma ci tenevano tantissimo, per cui la sera si andava a cena con Nicolai. Poi mi ricordo anche le domeniche con Nicolai, Morricone, cioè c'erano le domeniche di giorno dei musicisti con figli che così in campagna andavano di qua e di là, però avevano soprattutto mio padre Bruno Nicolai un grandissimo rapporto anche proprio godereccio, andavano ai castelli a mangiare, avevano trovato un posto dove, non so, gli piaceva particolarmente come facevano la pasta in un certo modo, erano molto molto goderecci. Però questo per dire, come coloritura, soprattutto hanno lavorato tantissimo insieme in modo complementare, grande stima reciproca di tutti e due, credo io non li ho neanche mai visti in tensione fra di loro, mai assolutamente, e secondo me hanno fatto delle cose veramente importanti anche proprio di ricerca musicale, erano molto curiosi. Poi hanno studiato insieme il Moog, per esempio, un periodo, no? Perché
era l'inizio, no, di queste nuove tecnologie, andavano, studiavano, cercavano di capire, prendevano lezioni, facevano queste cose, insomma. Ma che periodo fantastico che era quello, immagino anni 50, 60, 70, voglio dire, forse Sì. subito dopo la guerra, in sostanza. Io ti faccio una domanda che è questa. Io ho avuto la fortuna di frequentare la Milano degli anni, diciamo, 70-80 e goderne della ricchezza culturale che c'era in quel periodo, e da quanto so, in fondo era anche la coda addirittura, perché prima c'era molto di più. È stato veramente una capitale culturale in quegli anni Milano. Ecco, oggi, domanda bruttina, lo so, cosa è rimasto? È difficile. Consigli per gli acquisti. Nel senso che diciamo è tutto è cambiato il mondo, però secondo me Milano ha comunque un fondo curioso, molto curioso, per cui è una città abbastanza pronta a recepire anche qualcosa di nuovo, se riuscisse a esserci, se ci fossero degli stimoli culturali importanti. Io credo che sia un periodo un pochino piatto, almeno per quello che vedo io, In purtroppo. generale. In generale, per cui non c'è una grande, non c'è neanche un grande impegno, perché poi questi lavori anche artigianali hanno bisogno anche di una dedizione profonda e di una profondità che si è un po' persa, perché adesso è tutto, voglio dire, è una società che funziona in un altro modo. Però per arrivare anche a fare determinate cose, anche al godimento della vita come la godevano loro, perché l'arte era un modo di godere la vita e si sente da quello che facevano, no? Dai prodotti, dalle musiche, dagli spettacoli. Era un modo di vivere, non era un lavoro, non era una cosa che si fa, sì, vabbè, studiamo perché siamo bravi, no, perché faceva parte, era una necessità, proprio una necessità. Adesso è tutto molto superficiale, per cui è molto difficile. Poi sicuramente ci saranno delle cose nuove. Io credo che sia molto importante l'umanesimo, come già dicevo, che bisognerebbe tornare in qualche modo a parlare dell'uomo all'uomo, perché questo non c'è. Non c'è, e secondo me è una necessità di tutti poi, perché io vedo anche quando faccio il lavoro che faccio io su mio nonno, anche ai ragazzi, agli allievi di Brera, per esempio, o di altre delle scuole, sono curiosi, non sanno queste storie, non sanno, però arriva qualcosa, come arriva il Pinocchio quando lo ascoltano, arriva. Quindi non è vero che è tutto vuoto, bisognerebbe anche provare a stabilire un contatto, non parlando solo, non lo so, di cose più generiche. Ecco, in questo senso Milano, diciamo, secondo me è una città che potrebbe forse più facilmente di altre, se ci fosse qualcosa di vitale, Tirare fuori il meglio, ecco, forse quello è vero, hai ragione, hai ragione. Un ultimo invece così richiamo, perché abbiamo parlato del nonno, abbiamo parlato del papà, ma c'è stata anche una mamma di Martina, che anche lei attrice di teatro e di cinema, e quindi tra l'altro ho trovato una foto bellissima e vi somigliate e avete lo stesso sguardo intenso, Martina. Complimenti. Grazie, sì, io mi porto tutta la mia famiglia dietro perché mi dà forza, cioè penso che sia una bella storia la mia. Si chiamava Luisa Rossi, giusto? Perché non ho Si detto il chiamava nome. Luisa Rossi, sì, Luisa sì. Rossi, ecco. Ho fatto un film a 16 anni con Joseph Losey, In barco a mezzanotte, mi pare, no? Che lei non era una che pensava alla carriera, un po' lavorava, poi si ritirava perché faceva una figlia, poi cambiava idea, poi andava, cioè era
molto poco determinata, però con una bella anima che veniva fuori quando lavorava, secondo me. Era molto brava mia madre. Un'ultima domanda volevo, perché sennò mi scordo, perché da prima l'avete toccato, l'avete sfiorato l'argomento Louis Malle. Cioè Louis Louis Malle, ci racconti qualche cosa, se ti parlava di questa esperienza con la Nouvelle Vague francese addirittura? È tra i pochi compositori che ha avuto italiani, rapporti. certo, di quell'epoca, certo, sì. Beh, ma lui ha lavorato parecchio in Francia, devo dire. Lui ha lavorato anche con Chéreau, vabbè, che era un regista soprattutto teatrale, però che ha fatto un film con lui, o 2 credo. E poi ha lavorato in Austria. Insomma, diciamo che c'era una specie, siccome l'origine, il Piccolo era un teatro molto aperto all'Europa in quegli anni in cui non c'erano questi grandi rapporti, poi tutto sommato era forse il teatro italiano più europeo, no? Assolutamente. E comunque con Louis Malle io onestamente non c'ero, però ho a casa, perché è un film del 61, però ho a casa un telegramma di Louis Malle con su scritto, non so, il giorno tale, première film, ta musique è formidable, merci Louis. E l'ho tenuto. Basta e avanza, direi. Questo di Zazie, giusto? Di Zazie dans le métro. Sì, Zazie nel metro, Zazie nel due metro. film con Louis Malle, ha Sì, fatto. Sì, vite private. tutte private, infatti, con Mastroianni e la Bardot, con tutti che gli chiedevano com'era la Bardot dal vivo. Cioè, Madonna, immaginiamo. Dice, Io ci tenevo a dire così. che il film che ha citato Martina su sua madre, di Joseph Losey, è Imbarco a mezzanotte. Imbarco a mezzanotte. Scusa, L'ultima speranza, il primo film che ha fatto mia madre in Svizzera, aveva 16 anni, il primo film, era un film molto importante in Svizzera, di Limberg mi pare si chiamasse, e poi aveva fatto con Joseph Losey Imbarco a mezzanotte, esatto. Sì. Di Losey e Andrea Forzano, la corregia. Esatto. Allora, possiamo dire una cosa, che Martina ha una famiglia un pochino interessante dal punto di vista artistico, un pochino, poco. proprio poco. Tra l'altro sua madre è stata l'attrice del primo film, diciamo, conclamatamente esaltato di Nanni Moretti e C'è Bombo. Sì, certo, era la mamma di Nanni Moretti. È la mamma di Nanni Moretti. Lei è la no, vedi che io me la ricordavo lì. Me la ricordavo lì. Aspetta, Marco si è illuminato. Sì, cioè, viene pin. Nel 78 Nanni Moretti e C'è Bombo, caspita. No, certo. Anche una parte bella importante nell'immaginario degli anni 70, del cinema degli anni 70, quindi insomma. Con le musiche di Franco Piersanti, che a mio avviso è uno dei più grandi eredi dell'ideologia compositiva alla Fiorenzo Carpi. Secondo me è proprio uno dei bravi, grandi musicisti. Giovanni, però per me è Piersanti. Legato a Carpi. Anzi, sì, mi ricordo che tanti anni fa, Martina, prima che ti conoscessimo stasera, ma poi ci siamo incontrati dal vivo, che Franco mi diceva: ma dovete tu e Testoni intervistare la figlia di Carpi, come potete avere questa lacuna? Mi ricordo che ma in maniera bonaria, però ho detto: sì, hai ragione Franco, hai perfettamente ragione. Sì, lui è un grande estimatore di mio padre, poi quando lo incontro, poi è un entusiasta, mi dice: no, dobbiamo fare delle cose su tuo padre, bisogna, perché mio padre, vogliamo dire la verità, che non è così riconosciuto in questa fase storica come altri musicisti, per dire, ed è un delitto. Io proprio, c'è stato questo bellissimo disco che ha fatto Grazioli, quello che hai fatto vedere prima, magnifico, con l'Orchestra Verdi, che adesso non è più l'Orchestra Verdi, adesso si chiama l'Orchestra di Milano. Grazioli ha fatto un lavoro sulla musica degli anni di mio padre, molto interessante. Ci sono stati 2 concerti bellissimi alla Verdi, diretti da Grazioli. È un CD, secondo me, molto prezioso, perché ha anche dei temi che non si sentono spesso suoi, e c'è molta, si capisce anche la varietà delle possibilità. Soprattutto si dovrebbero anche ripubblicare, visto che se ne ha poca memoria, certi album
che all'epoca sono usciti un po' troppo in sordina. Io parlo anche di questo, della Cam, che è bellissimo. Ah, bellissimo. Della Cam, Il ritratto di Fiorenzo Carpi, che tra l'altro inizia con la baraonda e finisce con il Petebello, ma in mezzo ci sono i cuori infranti, immagini musicali. Marcellino Pane e Vino, che ha straziato l'anima di tanti di noi. Quindi allora, no, a me tocca l'arduo compito di concludere questa nostra puntata, dove spero sia evidente quanto amore abbiamo nei confronti del papà di Martina Carpi. E io ringrazio Martina Carpi, speriamo nel nostro piccolissimo di aver fatto venire voglia a chi ci ascolta di andare a risentire le musiche e tutto il lavoro di tuo papà. Noi ti auguriamo il meglio, soprattutto per questo spettacolo di cui ti dicevi, che stai portando in giro. Speriamo di vederti dalle nostre parti. Grazie. Io ringrazio voi, mi ha fatto veramente piacere. Grazie davvero. Grazie a te. Grazie Martina. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima. Ciao.